Amici sportivi appassionati di calcio giovanile, torniamo qui dalla Fincantieri per la seconda sfida di giornata, valida per il campionato regionale giovanissima del 14 di fronte Cus Palermo e Team Calcio. Ancora Liguori in avanti, c'è la partenza in posizione regolare, poi la conclusione bloccata in due tempi da Urso. Cerca centralmente i compagni, la chiusura di Vetrano, poi arriva Gervasi con questa volée un po' insidiosa che si insacca alle spalle del portiere e porta in vantaggio il Team Calcio dopo 19 minuti. Conclusione velenosa da parte di Gervasi. Allora occhio a questo calcio di punizione con la palla che spiove, ancora Urso non perfetto, deve salvare Turci sulla linea. Calcio di punizione, sul pallone c'è la Corte. C'è il fischio dell'arbitro, la lunga rincorsa di La Corte che cerca di indirizzare verso la porta e c'è il miracolo da parte di Maggiore. Poi Favarò insegue Turci, riesce a recuperare il pallone, attenzione a Favarò, ingresso in area, Favarò calcia, la respinta di Bozzotta e poi pallone che viene allontanato da Corda, chance per il raddoppio. Moie riesce a bruciare sullo scatto Pipitò, allunga la falcata, Moie ingresso in area, la mette fuori con il piede Maggiore. Il tocco in avanti per la corsa da parte di Marchese, il servizio al centro. Qui Casisa allontana, in qualche modo la palla rimane però lì. Gervasi! E il 2-0 da parte del Team Calcio. Ancora Gervasi a segno con l'esultanza. E il gol del 2-0 da parte del numero 14 del Team Calcio, che dunque raddoppia. C'è il fischio. La battuta di La Corte con la palla che scende e colpisce il palo esterno. Altra opportunità da calcio piazzato per La Corte, sfortunato. Moscatello allunga la falcata, c'è il lancio per Favarò, posizione regolare. Favarò a tu per tu con Bozzotta, Favarò la conclusione e la rete del 3-0 con anche Favarò che finisce nel tabellino dei marcatori. Triplica le marcature il Team Calcio che ormai si invola verso la vittoria. Il direttore di gara che guarda il cronometro, emette 3 fischi e pone fine alla partita. Vince il Team Calcio per 3-0 contro il Cus Palermo.